Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di fare un piccolo cestino. Come accessori dentro al mio presepe arabo, che ho fatto nel video scorso, ve lo lascio qui linkato, ho realizzato, fra le altre cose, dei piccoli cestini in vimini. Molti mi hanno chiesto come fare a farli e adesso quindi facciamo il video. In casa io ho trovato questo filo, che è un filo da giardinaggio con l'anima in metallo e ricoperto di carta. Viene spacciato come filo biodegradabile, non sono così sicuro che poi il metallo arrugginendo si decomponga del tutto. Comunque fa assolutamente al caso nostro. La marca è la Stokergarden.com. Si trova nei garden center e anche su internet. Io l'ho trovato su Amazon, ma cercando Padrafix si chiama, sembra Asterix, Obelix e Panoramix. 500 metri costano 10 euro, 250 circa 5 più le spese di spedizione. È l'unico materiale che ti serve e si fanno infiniti cestini. Prima di iniziare a vedere come intrecciare il cestino, grado di difficoltà 3 su 5, tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 1 su 5, soprattutto se fate più di un cestino. Allora, vediamo. Per prima cosa bisogna prendere 5 fili lunghi circa 20 cm che andranno a comporre il nostro ordito una volta che li abbiamo piegati a metà e legati con il filo che poi esce dal rocchetto. Un'estremità la lasciamo lunga come gli altri fili e va anche lei a comporre il nostro ordito. Quindi l'ordito è composto complessivamente da 9 code che apriamo a raggiera. Poi c'è il filo della trama, che è quello legato al rocchetto e che abbiamo utilizzato per fissare insieme i fili dell'ordito. Con il filo lungo, quindi quello della trama, dobbiamo iniziare a intrecciare i fili dell'ordito passando sopra uno e sotto il successivo, poi sopra, poi sotto, poi sopra, poi sotto, tirando il filo in modo da stringere il nodo e l'intreccio verso il centro. Si continua così andando a spirale e stringendo sempre il filo della trama sopra e sotto i fili dell'ordito. Il fatto che i fili siano di numero dispari fa sì che a ogni giro il sopra e il sotto si invertono naturalmente e quindi i fili poi si incastrano e rimangono fermi. Si prosegue continuando a fare un intreccio piatto fino a che non otteniamo un oggetto delle dimensioni di circa una moneta e poi dopo, per iniziare a salire con il cestino, bisogna piegare verso l'alto le varie code dell'ordito e poi con il filo della trama si continua a intrecciare. Questa volta possiamo dire dentro e fuori al posto che sopra e sotto, però il concetto è esattamente lo stesso. Quindi, proseguendo il nostro lavoro di prima, semplicemente utilizzando i fili dell'ordito leggermente inclinati per il primo giro e poi volendo un po' di più dal successivo, in modo da dargli una forma che si modifica rispetto al piatto e inizia a stringersi per creare le pareti del nostro cestino. Se durante la lavorazione vi accorgete che avete sbagliato mettendo un sotto al posto di un sopra o viceversa, vi consiglio di smontare l'ultimo giro e di rifarlo, perché altrimenti si scombina un po' tutto il nostro intreccio. Vedete come, continuando a intrecciare, il nostro cestino inizia a prendere forma. Ora acceleriamo con un simpatico timelapse la costruzione del cestino. Comunque, una volta che ci avete preso la mano, per fare un cestino ci vuole circa un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Per lavorare sull'inclinazione della pendenza delle pareti del nostro cestino, bisogna andare a modificare l'inclinazione dei fili dell'ordito, cioè se verso l'interno o verso l'esterno del cestino, e sulla tensione del filo della trama.
Quando il nostro cestino ha raggiunto la dimensione desiderata, smettiamo di intrecciare e tagliamo il filo della trama, infilandolo dentro alla struttura del cestino. Poi andiamo con delle cesoie a cimare l'eccedenza e pieghiamo la puntina all'interno. Andiamo a tagliare anche quasi tutti i fili dell'ordito, sempre con delle piccole cesoie, e poi dopo pieghiamo le punte che rimangono o dentro o fuori il nostro cestino a seconda di dove escono. Poi vedete che prendo due delle codine che ho lasciato e le intreccio l'una con l'altra in modo da creare un'unica codetta ma un pochino più spessa. Con una matita vado a crearmi lo spazio per infilarla all'interno del cestino e una volta che ho fatto la maniglia della dimensione desiderata vado con delle cesoie a cimare l'eccedenza e poi piego le puntine che sono rimaste dentro contro la parete del cestino. Vado quindi a compiere questa operazione anche sull'altro lato del cestino, arrotolando fra di loro i due fili che avevo lasciato e poi li infilo sempre dentro al cestino in modo da creare la maniglia. Ed ecco che questo semplice cestino è ultimato. Ora vedete che sto costruendo un altro cestino. Questa volta lo faccio leggermente più piccolo, quindi al posto di utilizzare 9 fili dell'ordito ne utilizzo soltanto 7. L'importante è che siano sempre dispari perché altrimenti ci si scompensa tutto l'intreccio. E ho terminato di fare i due cestini. Si è capito tutto dalla spiegazione? Spero di sì. Se vi dovesse interessare dell'altra oggettistica per presepe, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vedrò di realizzare un altro video. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!